Oggi lo sciopero è finito. Sì, infatti mi sto recando dal medico. Sono 3.150 i medici di medicina generale operanti in Veneto. Un medico di base che lavora come singolo e ha 1.300 assistiti, sommando stipendio e quota ENPAM pagata dalle ULSS, guadagna più di 95.000 euro, che diventano più di 120.300 euro se il dottore opera in una medicina di gruppo. Stipendio che aumenta con l'aumentare del numero degli assistiti, così secondo contratto collettivo nazionale. Ho avuto bisogno di un pronto soccorso di un altro ospedale, che è abbastanza desolante. Che cosa? È l'afflusso delle persone che non avevano il medico di base, perciò hanno dovuto ricorrere all'ospedale anche per delle cose che potevano essere risolte in maniera diversa. Quante ore d'attesa ieri al pronto soccorso? Veloce perché avevo un'urgenza. Stando agli accordi previsti dal citato contratto, il medico in questione deve assicurare 5 ore alla settimana di apertura dello studio dal lunedì al venerdì fino a 500 assistiti in carico, ore che raddoppiano e diventano 10 se raddoppiano i pazienti in carico e così via. Io penso che si dovrebbe pensare più alla gente, al paziente, un po' di più, un po' di più, un po' più disponibilità anche di orari e un po' più disponibilità anche negli interventi presso le famiglie. Infine le visite a domicilio vanno fatte entro la giornata, se richieste entro le 10 del mattino, ma se richieste dopo tale orario entro le 12 ore del giorno successivo. Non mi pare una cosa tanto bella, insomma. Perché? Perché non le sembra bello questo? I medici e serve e può servire e se non come fai? E sul prossimo sciopero già in calendario, ecco cosa pensa questo utente. Una parte hanno ragione, una parte sarebbe da discutere certe cose. E cioè che cosa? Per esempio che fanno sempre i prefestivi continuamente, quando è per esempio di lunedì fanno 4 giorni di festa e non va bene.